Bene, torniamo in diretta, andremo avanti naturalmente per raccontarvi le amministrative. A proposito di amministrative, vedo già in collegamento Rosalba Baldino che ha il sindaco uscente di Rende nella sua segreteria, Marcello Manna. A te Rosalba. Sì, direttore, siamo nella segreteria del laboratorio civico di Rende con il sindaco uscente Marcello Manna. Qui tra l'altro si sta lavorando già in modo molto, come dire, con molto fervore, si sta preparando di dati che è una raccolta impegnativa e quindi Marcello Manna, la prima domanda è questa: come vi siete organizzati per la raccolta del dato elettorale? Tra l'altro c'è un po' un countdown perché è cominciato il conto alla rovescia prima delle 14, quando comincerà proprio lo spoglio delle schede. Sì, buongiorno. Ci siamo organizzati, abbiamo come dire, dei dati che provengono direttamente dai seggi, da tutti i seggi, vengono tutti quanti raccolti qui, c'è una proiezione dei dati in tempo reale, quindi questa è l'organizzazione che ci siamo dati noi proprio per avere la possibilità come dire, di avere da subito i dati, oltre alla raccolta cartacea che verrà fatta. C'è un problema di linea? Che è accaduto? Luca, il regista del tutto fare, ma che... Quanti Ah, ecco. lavorano? C'è un problema di linea, dovremmo risolverlo al più presto possibile. Evidentemente è una zona non ben coperta Direttore, ci Sì, siamo? sì, adesso sì. Prima ho Abbiamo perso ripristinato la completamente. linea e dicevamo, il dato elettorale è possibile vedere lo scrutinio in diretta, mi pare di Sì, capire, sì, attraverso uno esattamente, schermo, esattamente. quindi insomma è abbastanza visibile a tutti. Ci stavamo interrogando anche sulle persone, perché ci sono tante che lavorano oggi. Beh, d'altra parte deve pensare che ci sono 6 liste, quindi è un lavoro di una squadra abbastanza numerosa, importante, stiamo lavorando da 2 giorni, li devo ringraziare per tutto quello che stanno facendo e devo dire che la formula sta funzionando bene, devo dire, un bel clima e soprattutto una bella organizzazione. È stato Sì, un bel clima direttore, anche... io volevo Sì. farti vedere perché ci sono anche tutte le contrade di Rende, per cui ogni contrada, insomma, è come dire, è sotto osservazione e da lì arriveranno poi i risultati. Assolutamente, assolutamente sì, ogni contrada, soprattutto ogni sezione viene monitorata e viene ovviamente comunicato il dato che poi in tempo reale arriva e viene dato. Partiamo con il risultato delle europee, ve lo aspettavate e poi secondo lei avrà delle ripercussioni sulle amministrative? Ma io non credo che possa avere, sono due cose diverse, due valutazioni diverse, sono momenti politici assolutamente differenti, quindi non credo che ci saranno ripercussioni rispetto al voto amministrativo. Devo dire il dato è abbastanza in linea con quelle che erano le previsioni, mi pare di capire, anche se registriamo come dire, un avanzamento della Lega soprattutto nel centro-nord e nel nord, meno nel centro-sud, mantiene sostanzialmente il BND con i 5 Stelle, c'è questo segnale anche per i partiti storici che riescono comunque ad attestarsi a livelli che non erano nelle previsioni, quindi devo dire sostanzialmente è un voto che ci stava rispetto alle previsioni fatte. Avrà Rosalba? ripercussioni o no secondo lei sulle amministrative? Non Sì. credo proprio, non credo proprio, non credo proprio, penso che non Rosalba? possa avere ripercussioni, poi ovviamente si tratta di vedere e di sapere entro breve. Sì, direttore, Voglio dici. fare due domande a Marcello Manna. Intanto lo saluto, buongiorno. Vedo un volto rilassato, segno evidente che Caro proprio... direttore, Dico, un viso come? rilassato, tranquillo, segno evidente che è stata una campagna Sì, elettorale pacata, serena, no? sì, abbastanza, ma devo dire è anche un po' la nostra impostazione, la mia in particolare, quella di
non enfatizzare troppo le cose, ma affrontarle per come vanno affrontate. Si tratta di un'elezione amministrativa importante, ma non siamo qui a, come dire, ad alzare i toni necessariamente o altro. I cittadini sono, secondo me, sufficientemente in grado di comprendere quello che si è fatto e quindi la pacatezza viene da questo dato. Senta, le voglio chiedere questo, così, che percentuale si aspetta di voto? Ma ritengo una buona percentuale. Io ho avuto segnali importanti, abbiamo fatto in lungo e in largo i quartieri e quant'altro, c'è stata grande vicinanza, grande adesione da parte di molti cittadini di Rende, quindi ritengo che ci sarà una buona riconferma di quello che è il dato elettorale di 5 anni fa, ma soprattutto una riconferma rispetto alle cose che sono state fatte e che si stanno realizzando per la città, una città che veniva ovviamente da una gravissima crisi finanziaria, lo è ancora, ma insomma in parte ci abbiamo messo mano. Si aspetta il ballottaggio? Non so rispondere a questa domanda, ritengo di no, ritengo che si possa risolvere. Vero è che ci sono nove candidati a sindaco, sono più le variabili di questo tipo, tecniche, che ovviamente non sono e non riesco a decifrarle, non ho come mestiere, non faccio il politico e quindi questo dato non lo so. Qualcuno mi dice ma guarda è difficilissimo perché ci sono 9 candidati a sindaco, ma io non credo che poi questa dispersione di voti possa essere così tale da determinare situazioni di natura diversa. Poi mi pare di cogliere che l'elettorato si sia, insomma, bene o male abbia scelto e abbia dato una indicazione rispetto appunto all'uscente e alle altre forse un po' più competitive, quindi credo che alla fine possa anche risolversi al primo turno, però ovviamente è una valutazione che faccio io, ma non ho elementi concreti sul quale poterla dare, è anche un auspicio, devo dire, mi risparmierebbe altri 15-20 giorni di campagna elettorale. Ci sentiamo dopo. Lei aspetterà allora il risultato qui? Sì, seguo da qui, seguo qui assolutamente tutto e credo che ci potremo rivedere poi, così vi tenevo anche noi aggiornati sui dati che abbiamo noi. Va bene direttore, allora noi Grazie. ritorneremo quando avremo qualche dato per commentarlo insieme. Ti restituisco la linea. Proseguite il vostro viaggio naturalmente, Rosalba, andate a trovare gli altri candidati a sindaco, grazie. Allora, Francesco, i dati, ci devi dare qualche dato, Francesco. Qualche dato. Ancora non abbiamo naturalmente gli eletti, ancora non lo sappiamo, quindi abbiamo un po' di indiscrezione, per esempio sul voto delle elezioni. C'è la Laura Ferraro, per esempio, del Movimento 5 Stelle che ha doppiato i Puoi voti allargare di per cortesia Berlusconi, per screen, esempio. perché altrimenti da casa non Sì, questo naturalmente sono i dati finali delle elezioni in Calabria. Come vedete il 194.000 voti, pari al quasi il 27% per il Movimento 5 Stelle in Calabria, la Lega è al 22,6%, il Partito Democratico al 18,25% e Forza Italia al 13,3%. Sono i dati regionali naturalmente. Fratelli d'Italia poi chiude con un tondo 10% in Calabria, quindi è un bel risultato sicuramente. Io poco fa ne discutevamo, ci sono delle schede nulle, cioè 22.900 schede nulle, che sono un'enormità, quasi la metà, 10.000 sono in provincia di Cosenza, quindi è un dato su cui riflettere, insomma, cosa avranno scritto gli elettori su queste schede. Non può darsi che hanno rinunciato a votare, no? Insomma, si può rinunciare anche a votare. È un dato particolare. Se vogliamo andare a vedere... Tra un attimo, sì, perché ho Maurizio Bonanno ecco, da Vibo, lo vedo in grande forma, gli passo subito la linea. Eccoci qui da Vibo Valentia, ora siamo all'interno del municipio, alle mie spalle vedete ancora le liste dei candidati, però ancora qui è tutto calmo, la tipica calma, perché prima delle 14 non si apriranno i seggi, non inizieranno gli spogli e soprattutto nel municipio di Vibo Valentia gli uffici si stanno predisponendo per poi quello che sarà la fase cruciale quando arriveranno qui, perché questo sarà il punto di raccolta delle schede dei vari seggi elettorali.
Bisogna fare comunque qualche riflessione, abbiamo provato a farla anche noi, perché dobbiamo ricordare che tra i 50 comuni della provincia di Vibo Valentia ce n'erano 12 che votavano insieme a Vibo Valentia per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del sindaco, e quindi può essere significativo anche capire l'andamento dei risultati in base alle europee, come hanno funzionato e come si sono mossi. Ad esempio, c'è un dato che sembra particolare: il PD, che ha avuto una situazione di caduta certamente nella città capoluogo, in un comune come quello di Zeccanopoli ha realizzato un vero e proprio exploit che è del 46,74%, ma a Ricadi, che sarebbe invece il comune dove vive il consigliere regionale Mirabello, lo stesso partito è caduto addirittura a poco più del 17%. La Lega ha risultati significativi un po' ovunque, attestandosi sempre abitualmente sopra il 15%, arrivando anche a dati importanti fino al 32% di Mileto, che è uno dei comuni della provincia di Vibo Valentia dove si votava. Si trova oltre al 20% nella città di Vibo Valentia, ma poi, quando andiamo a scorrere le liste del Consiglio Comunale, il simbolo della Lega non c'è, e quindi bisogna capire cosa è successo poi nel passaggio dall'elezione europea all'elezione comunale, perché questo diventa un fatto importante. Abbiamo fatto un primo calcolo, mettendo insieme i voti della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, cioè quello che sarebbe il centrodestra tradizionale che avrebbe potuto appoggiare Maria Limerdo, superiamo il 56%, ma questo dato, alla luce del fatto che manca il simbolo della Lega, può essere un dato da confermare anche poi alle comunali, e soprattutto a livello comunale il Movimento 5 Stelle, che sfiora il 21% nella città capoluogo, sarà capace di reggere l'impatto rispetto all'unica lista con il candidato Domenico Santoro. Sono fatti importanti per capire se si chiude subito o si andrà al ballottaggio nella città di Vibo Valentia. Io personalmente credo che non si possa chiudere al primo turno. I candidati a sindaco e cosa ci sta dietro in termini di organizzazione partitica, anche se non c'è la lista, anche se non c'è il simbolo, si chiamano, come dire, sono quelle liste camuffate, liste civetta, chiamale come vuoi, ma sarà difficile chiudere al primo turno. È il mio pensiero, poi può darsi. Penso che il tuo ragionamento sia poi anche il più esatto, anche perché poi i due candidati forti, Maria Limerdo e Stefano Luciano, hanno sì alcune liste ufficiali di partito, ma soprattutto hanno un grosso raggruppamento di liste civiche. Se riflettiamo sul fatto che Stefano Luciano non solo partito ufficiale che si cade, che è il PD, il resto sono liste civiche, e uno addirittura sarebbe una lista ispirata dall'ex senatore di Alleanza Nazionale Bevilacqua, che ha aderito ai sovranisti e che ora invece si affianca al PD. La stessa situazione, ruoli inversi, poi si vede nel centrodestra, dove l'ex gruppo consigliare del PD invece ha presentato una lista a sostegno di Maria Limerdo. Queste situazioni di mescolanza politica, definiamola così, crea certamente delle incertezze che solo le urne potranno poi risolvere. Grazie allora Maurizio. Continuo naturalmente a scavare, cercare di capire, diamo elementi ai nostri telespettatori su come leggere il voto che da qui a poco riusciamo a vedere in termini concreti, cioè come si dice, una volta si diceva i voti di pietra, no? A differenza delle proiezioni che sono voti di carta vabbè, comunque grazie. Sì, anche qui circolava una sorta di exit poll, ma ovviamente noi non lo teniamo neanche in considerazione al momento. Ma c'è un exit poll? Ce lo dai allora se c'è? Esiste un exit poll non ufficiale. Guarda, Massimo è curioso, è vuole stato saperlo. realizzato comunque da un gruppo. E allora ve lo dico subito. A testa Maria Limerdo in una forchetta tra il 51 e il 55%. Stefano Luciano tra il 28 e il 33%, e il Movimento 5 Stelle intorno al 10%,
Belsito, che è il quarto candidato di Fare Contossi, al 2%. È l'unico dato che circola in maniera ovviamente ufficiosa, perché sarebbe un exit poll realizzato ieri all'uscita delle urne qui a Vibo Valentia. Bene, grazie. Vediamo la griglia, grazie. Vediamo la griglia dei candidati a sindaco di Vibo Valentia. L'abbiamo preparata, la possiamo vedere, naturalmente mancano i dati, ma appena ci sarà lo spoglio andranno affiancata ad ogni nome del candidato i voti ottenuti e la percentuale, questo è il dato. Mi pare che in studio sia entrata Geri Ballo, la candidata al Parlamento europeo per il Partito Democratico, tra un attimo verrà microfonata e quindi ci raggiungerà in studio. Massimo, una battuta tua, poi sentiamo invece il contributo di Filippo Veltri su queste elezioni. Su cosa? Sul dato... Quello che abbiamo sentito adesso da Vibo. Da Vibo? Condividi quello che diceva Bonanno? In parte, perché là c'è un problema legato appunto a una situazione, come dire, dove si sono un po' mescolate le carte, lo diceva lo stesso Bonanno, appunto con un pezzo del PD che appoggia il candidato del centrodestra, i sovranisti che appoggiano il candidato del PD, per cui una sovrapposizione fra il dato delle europee e il dato delle amministrative chiaramente è impossibile. Ricordo che anche ci fu una fortissima tensione, intervenne addirittura il commissario del PD Graziano per dire basta con questi accordi, poi alla fine in qualche modo si è trovata la quadra, diciamo così. Adesso io non so se la Limardo ha la forza di arrivare e di vincere già al primo turno, perché comunque mi sembra la battaglia ovviamente elettorale è abbastanza tirata. Ho l'impressione che anche a Vibo si dovrà fare ricorso al ballottaggio. Bene, vedo che Rosalba ha raggiunto un'altra segreteria di un altro candidato a sindaco, mi pare sia De Rose, se ho visto bene nel Bassa Frequenza. Ecco, intanto lo salutiamo, grazie per aver accettato il nostro invito. Rosalba, a te. Sì, allora siamo nella segreteria del candidato sindaco Massimiliano De Rose, sono 3 le liste che lo sostengono. Con lui prima di parlare della raccolta del dato, anche qui si stanno organizzando chiaramente e ricordo che manca mezz'ora alle 14 quando comincerà lo spoglio. Con lui abbiamo scambiato qualche battuta e lui parlava di una strana campagna elettorale a Rende, perché? Ma sì, una stranissima campagna elettorale che, come dire, ci rappresenta una città meno moderna, meno avanzata di quella che pensavamo, un approccio alla ricerca del voto e del consenso che percorre, diciamo, metodi ormai consueti ma assai poco moderni, quindi una campagna elettorale da salotto, da cantina, pochissimo da confronto. I rendesi avranno scelto per simpatia o per affetto, ma non certo per programmi, non certo per prospettive che non sono state declinate, non c'è stata questa possibilità in questa campagna elettorale. Lei, lo ricordiamo, è un avvocato perché ha deciso, lo ha spiegato tante volte in campagna elettorale, di mettersi al servizio, perché poi questo significa candidarsi di questa città. Oggi colgo un po' di delusione. No, delusione assolutamente no, io anzi sono assolutamente orgoglioso del lavoro fatto, della scelta, della squadra, dell'impegno che tutti abbiamo saputo dimostrare. Siamo stati, l'ho detto più volte, siamo certamente un buon esempio, continueremo ad esserlo, ma aspettiamo gli esiti. Semplicemente ci aspettavamo una campagna elettorale che consentisse ai rendesi di farsi un'idea compiuta. Noi siamo per guardare nettamente avanti, una città che si rimetta al passo coi tempi e quindi, come dire, speriamo che si colga negli esiti e nelle urne questa volontà dei rendesi, che noi confidiamo esserci, di guardare nettamente avanti e di essere più moderna, più contemporanea. Come vi siete organizzati per la raccolta dei dati? Ma noi faremo la raccolta dati in un'altra sede che non è questa, che comunque resterà aperta a disposizione di chi vorrà venire a informarsi nel frattempo, però faremo la raccolta dati in maniera separata per come dire, fare un lavoro di segreteria che ci consenta, insomma, di lavorare tranquillamente e di avere il polso della situazione in maniera costante. Che cosa si aspetta dall'esito delle urne?
Io mi aspetto il riconoscimento di un impegno forte, di una squadra, di una coalizione che come dire, ha deciso di mettersi in campo per spingere Rende verso la necessaria riattualizzazione del suo modello e quindi tracciare il suo futuro, e noi confidiamo che Rende abbia colto nettamente questa nostra proposta e che ci darà conferma della volontà dei rendesi di non guardare indietro ma di guardare nettamente avanti. Siamo fiduciosi, molto fiduciosi in un buon risultato. Dove aspetterà l'esito dei risultati? Ma io farò come ho fatto altre volte anche da candidato consigliere, immagino di andare in giro anche per seggi, non sarò chiuso da nessuna parte in attesa, io percorro la città anche in questi giorni. Niente, mi relazionerò nel frattempo e quindi raccoglierò dati come lo fanno gli altri, come lo fanno i candidati, come lo fanno i sostenitori. Niente. Grazie Direttore, Rosalba. se non hai domande da studio, ti No, gli restituisco auguro la buon lavoro e in bocca al lupo per come ha gestito questa campagna elettorale, con grande signorilità, con grande stile, con grande fair play e con come dire, grande propensione verso i cittadini che volevano sapere quello che è il programma elettorale. Grazie, ci sentiremo nel corso della giornata perché ci aspetta un lungo, duro lavoro. Francesco, hai questi dati? Dai subito i seggi, veloci. Sì, stavamo cercando di capire perché c'è ancora qualche imprecisione naturalmente nei calcoli, però ci dovrebbero essere a questo punto nella circoscrizione sud, quindi poi bisogna vedere quanti saranno i calabresi eletti in realtà. Ci dovrebbero essere 6 seggi per il Movimento 5 Stelle, parliamo del Parlamento europeo naturalmente, 6 il Movimento 5 Stelle, 4 per la Lega, 3 dovrebbero essere del PD, 2 di Forza Italia e 1 per Fratelli d'Italia. Al momento non abbiamo tutti i risultati, vabbè, però poi lo possiamo fare sappiamo che per esempio per Forza Italia Berlusconi e Patriciello sono quelli che hanno avuto in assoluto più voti, quindi di conseguenza sono gli eletti nella circoscrizione. Berlusconi potrebbe rinunciare, quindi fare entrare il terzo. Però aspetta, che in Calabria per esempio il più ha preso per esempio Laura Ferrara, la candidata che sicuramente uscente, già eletta, ha preso 42.037 voti di preferenza, vale a dire 6 volte i voti in più della capolista e il doppio dei voti presi in Calabria da Silvio Berlusconi. Il commento di Filippo Vetti, poi la pubblicità e poi torniamo in diretta. Il dato elettorale calabrese ci consegna ancora una volta una regione che è in controtendenza, mentre infatti in tutta Italia ha vinto e ha stravinto, anzi, la Lega di Salvini. In Calabria, che è diventato il primo partito, in Calabria il primo partito è il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha conquistato, secondo gli ultimi dati che vado a leggervi quando manca soltanto una sezione, il 26,70% contro il 22,62% della Lega di Salvini, mentre in tutta Italia il crollo del Movimento 5 Stelle, che scende ben sotto il 20% ed è stato addirittura sorpassato dal PD a livello nazionale, è noto a tutti. In Calabria invece il Movimento 5 Stelle è il primo partito, la Lega di Salvini è il secondo partito, e il terzo partito è il Partito Democratico con il 18,25%, un dato questo che è inferiore di 4 punti rispetto a quello nazionale, ma che sostanzialmente è identico al voto politico dello scorso anno, anzi con una leggerissima risalita, e che date le condizioni del PD, che è commissariato e di cui è nota la non organizzazione, quantomeno nell'ultimo anno e mezzo, può dirsi un mezzo successo. Forza Italia si consolida anche in Calabria perché ha un dato che è superiore, ben superiore alla media nazionale, con il 13,31%, e l'altro dato significativo, che è un po' una conferma e anche questa attesa, è il grande dato di Fratelli d'Italia, che si attesta al 10,26%. Come dire, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono in controtendenza rispetto al dato nazionale, ma perché qui in Calabria la Lega ha ottenuto un risultato inferiore a quello nazionale. Che cosa significherà questo per i prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle regionali? Ovviamente è un po' difficile dirlo. Certo, il dato di Forza Italia e di Fratelli d'Italia per quanto riguarda il centrodestra conferma che ci potrà essere una discussione fra i candidati partner di una coalizione, mentre per quanto riguarda il PD bisognerà attendere, secondo me, gli esiti del congresso regionale che ci sarà, così è stato detto, entro il mese di giugno, e verificare lo stato dell'arte.
Gioielleria Scintille Rende del maestro Santo Naccarato. L'arte nel gioiello dal 1987. For Design Arredamenti, unico Lube Concept Store di Cosenza. Vi aspetta in via Panebianco 293. Alle porte di Campora San Giovanni sorge l'hotel ristorante pizzeria Zio Artù. Locale moderno e familiare dove si possono degustare antipasti di salumi e di mare, fritture miste e grigliate di pesce fresco, cucina tipica calabrese e tanto altro. Zio Artù è fornito di un forno a legna per la preparazione di un'ottima pizza da consumare con amici o comitive. Siamo aperti tutto il giorno con servizio bar H24. Ci trovi in via Variante sulla strada statale 18 ad Amantea. Pensa libero da ogni confine. Pensa di muoverti in modo alternativo. Pensa hybrid. Guida Suzuki. L'ibrido del futuro è già qui. Tecnologia Suzuki Hybrid a 14.100 euro con tutto di serie. E nella concessionaria Suzuki per Cosenza e provincia in tema Bierossini Rende. Suzuki. Sammarro SRL è azienda leader nel settore delle vernici, cartongesso, resine, isolanti e sistemi a cappotto. Punto di riferimento per marchi di prestigio come Baifar, Duco, Alcas, Gyproc Saint-Gobain, Index e tanti altri. Proponiamo una vasta gamma di prodotti per l'edilizia. Inoltre forniamo assistenza tecnica, preventivi e sopralluoghi gratuiti. Si effettuano consegne a domicilio. Nella nostra struttura vengono tenuti periodicamente corsi di formazione e aggiornamento destinati ai professionisti del settore, anche con rilascio di crediti formativi. Sammarro SRL colora, decora e rinnova.
Allora, torniamo in diretta, nel frattempo ci colleghiamo con gli altri nostri studi mobili. Ci ha raggiunto Geri Ballo, grazie per essere qui, candidata al Partito Democratico. Massimo, cominci tu con la prima domanda, Geri? Noi avevamo già cominciato, diciamo, a telecamere spente, no? Perché mi incuriosiva molto il racconto di questa sua esperienza, no? Di questa campagna elettorale, che penso che sia fra le più complicate, nel senso che la circoscrizione è talmente ampia che, insomma, non so come l'hai gestita, come è andata, insomma, se ci racconti qualcosa in questo senso. Abbiamo iniziato a parlarne proprio sottolineando che sono 6 regioni, che sono 14 milioni di abitanti, che insomma è una circoscrizione veramente amplissima. E quindi sì, per toccare tutte le regioni, per cercare di fare quell'incontro con i cittadini che realmente le persone si aspettano, perché è quello che si aspettano, è difficilissimo, bisogna girare molto, bisogna fare moltissimi incontri, bisogna anche spendere molto. Ci vogliono molti soldini, ci vogliono, no? Stavamo dicendo questo, ci vogliono anche molti. E come si fa soldi. se uno non ha la possibilità economica di coprire le spese per una candidatura di questo tipo? Beh, diciamo che la mia candidatura è un emblema di questo. Come si fa? Io ho aperto la possibilità di contribuire da parte delle persone con nel mio sito, insomma, una pagina appositamente costruita per questo. Abbiamo raccolto qualcosa. A me ha particolarmente toccato il fatto che alcune persone mi hanno donato anche €1, no? Per farmi sentire la vicinanza, e questo è un modo. E poi molte persone, molti amici e molti che durante il cammino, durante il viaggio si sono appassionati alla candidatura, hanno dato un contributo volontario. Quindi c'è chi ha messo le spese accompagnandomi nel viaggio con la macchina, c'è chi, l'amica giornalista, mi ha dato una mano facendo per la prima volta ufficio stampa, altri amici, uno mi ha pagato l'albergo, un altro, cioè tutti quanti hanno messo anche dal punto di vista proprio economico un contributo. No? È Sicuramente così si costruisce la comunità, ecco, un viaggio di comunità. Certamente per essere incisivi, non basta, perché il fatto concreto è che la stragrande maggioranza delle persone che vivono in questa circoscrizione magari neanche sanno che tu ci sei, proprio perché la comunicazione fa la differenza. Magari ti avrebbero votato, ma se non riesci ad arrivare... Hai difficoltà ad entrare nell'agone politico delle regioni facenti parte della circoscrizione? È un momento particolarmente difficile, anche i risultati elettorali parlano della grande difficoltà che ha la sinistra, il centro-sinistra, con l'avanzare della Lega, sicuramente difficile. Poi ci sono anche le delusioni dei territori, perché poi le persone, i cittadini vivono nei loro territori, per cui se ci sono delle delusioni, diciamo così, nella loro comune o nella loro regione, si confrontano anche su questo. Diciamo che c'è anche ancora un lungo lavoro da fare. Io credo che in questa competizione ci sia stata poco di Europa nel dialogo, nel confronto. Gli argomenti trattati sono stati tutti vissuti all'interno del Paese. Insomma, si è parlato ancora di immigrazione, si è parlato di reddito di cittadinanza, si è parlato di disoccupazione, non valutando che la dimensione europea è un'altra cosa. I temi d'Europa sono diversi e che andavano, come dire, sciorinati, messi in campo, declinati negli incontri che i candidati all'Europa hanno avuto con i cittadini. Questo non c'è stato, non è passato, quindi il voto è anche un voto rispetto alla condizione in cui uno vive oggi in questo Paese. E questo è vero, è un peccato, perché si poteva parlare invece di temi concreti, di programmi, si poteva insomma fare una discussione nel merito, si potevano anche fare ragionamenti. Purtroppo non è stato così, a partire dai 2 leader politici delle 2 forze che governano il Paese, che invece hanno passato il tempo a così dire
criticare l'un l'altro sempre su fatti interni. E poi sì, poi io credo che sia stato anche un misurarsi su valori. Io insomma questo l'ho raccontato, che se da una parte hai chi parla di Europa dei muri, di Europa del filo spinato, chi parla dei migranti, chi utilizza la migrazione invece di andare a risolvere il problema, invece di cercare di risolvere il problema nei tavoli europei preposti in modo serio, nel modo giusto in cui lo deve fare un rappresentante dello Stato italiano, e invece di fare questo lo fa sulle reti sociali e lo fa prendendo in ostaggio delle persone, dei naufraghi in mare, insomma, ecco, questo è completamente, è uno scontro di valori, secondo me, ecco. Senti, e poi partendo da questo ci sono anche le politiche, no? Se non ci si mette d'accordo sui valori, e quindi era uno scontro forte su questo, le politiche che ne conseguono sono appunto una conseguenza di questo. Senti, tu hai subito delle minacce? Sì, minacce, insulti, sì, però ho cercato di parlarne parlando anche di tantissime persone che mi hanno invece fatto sentire la solidarietà, la vicinanza e il desiderio di non piegarsi a questo tipo di tensione sociale creata ad hoc, a questo tipo di scontro, a un clima di odio vero e proprio che è stato alimentato e che purtroppo dobbiamo ancora combattere molto. Cosa ti porti dietro da queste esperienze? Mi porto dietro il grande desiderio di molte persone di dare un contributo, riconoscendosi in una storia di accoglienza, di integrazione, di creare comunità insieme. Diciamo che quello che mi piace molto è che gli elettori che hanno scelto me sono tutte persone con cui ho chiacchierato, con cui ho parlato, che sono andati a vedere la storia, che sono andati a vedere le mie idee, le mie proposte, sono contenta di aver avuto nei territori delle persone che stimo moltissimo, che mi hanno dato una mano. Ecco, io se dovessi valutare questa mia esperienza dal valore delle persone che mi hanno sostenuta nei territori, insomma, sono felicissima della qualità di queste persone. E c'è una voglia di contribuire, e molte persone o non avevano mai votato per il PD o erano veramente molto deluse e avevano scelto di non votare PD, per cui ho dovuto andare come una per una, parlarci, convincere, fare una riflessione per arrivare poi alla scelta del voto. E quindi sì, mi porto dietro questo desiderio, diciamo, di contribuire. Io volevo ribaltare la domanda di prima, nel senso ti volevo chiedere se, siccome insomma, nelle regioni centro-meridionali poi l'affluenza è stata molto bassa, allora che interesse c'era nella gente rispetto a questo appuntamento elettorale, come vedevano questa elezione europea? Anche perché riagganciato a una cosa che dicevi tu, prima parlavi di uno scontro di valori sull'immigrazione, sicuramente è una questione dirimente, ma non è l'unica, perché io invece registro che al di là appunto di questa questione, su tante altre questioni non mi pare che ci sia questa grossa differenza nei programmi, cioè nel senso che da Fratelli d'Italia alla sinistra dicevano un po' tutte le stesse cose, cioè questa Europa delle banche, questa Europa va modificata, della lotta all'austerity, della difesa del Made in Italy, insomma i programmi mi sembravano abbastanza sovrapponibili. Ecco, l'unica differenza che ho notato è questa della migrazione, sulla questione dei fenomeni migratori. E così io mi sbaglio? Ma diciamo che un po' di differenze ci sono secondo me nei programmi, ma anche solo il fatto che insomma, c'è chi è arrivato con dei programmi articolati sulle varie tematiche che ha cercato di raccontarli, e questo è sicuramente il Partito Democratico. E c'è chi invece, piuttosto che parlare di programmi anche nei comizi, insomma come il nostro Ministro dell'Interno, non hanno fatto altro che
dibattere su alcuni temi, cioè non mi risulta che abbia diciamo, raccontato i suoi programmi, che abbia nel dettaglio detto che cosa, no? Si è limitato a critiche, insomma dipende dove andava, generiche, ovviamente generiche, certo, molto generiche, e quando va al nord ovviamente fa certi tipi di discorsi, quando viene al sud parla delle arance della Tunisia, insomma questo tipo di discorso. E quindi questo è uno. Per le persone è una pessima cosa che non siano andati a votare molti italiani. I meridionali in particolare. I meridionali in particolare, ma infatti io quello che cercavo di dire anche prima è che le persone andavano prese una per una, cioè bisognava andare dagli elettori uno per uno. Io ho cercato di toccare tutti i borghi più piccoli del meridione, posti dove un candidato all'Europarlamento spesso non era mai arrivato, e forse era proprio questo il tipo di lavoro che andava fatto, nei limiti delle possibilità della circoscrizione amplissima di cui abbiamo parlato prima. C'è Rosalba Baldino, ci chiede la linea, si trova col candidato al sindaco della Lega a Rende. Rosalba. Rosalba, non so se ci senti, aspetto il tuo intervento in trasmissione. Non ci sente? Non riesce a sentirci, Rosalba. La regia, cortesemente, mettete in contatto con Rosalba Baldino, perché io la vedo in bassa frequenza, vedo il candidato a sindaco a Rende, rappresentante della Lega, ma lei non riesce a sentirmi per farla intervenire in trasmissione. Rosalba, mi senti adesso? Sì, allora direttore, forte e chiaro, siamo nella sede della Lega ed è con noi il candidato sindaco della Lega a Rende, che è un avvocato, lui si chiama Sergio Scalfari. Allora, intanto la domanda classica, mancano davvero pochi minuti all'apertura delle urne, c'è grande fermento anche qui, non lo vedete ma vi assicuriamo che c'è grande fermento. Come vi siete organizzati per la raccolta del dato elettorale? Noi abbiamo degli incaricati, buonasera innanzitutto, noi abbiamo degli incaricati presso i seggi, quindi che manderanno qui in segreteria i dati in tempo reale, quindi dopo ne analizzeremo e vedremo un pochettino di verificarli e quant'altro, ma le faremo tutti in sede. Quindi resterete qui sostanzialmente? Sì, già da ieri, anche per il dato europeo eravamo qui in sede, siamo stati. Tra l'altro, insomma, a Rende, perché siamo a Rende, la Lega è il secondo partito, ve l'aspettavate? Sì, perché siamo sia il primo partito in Italia, pure siamo il secondo partito per quanto riguarda la nostra circoscrizione, la quarta. A Rende credevamo in questo impegno della Lega, anche territoriale, un voto libero fra l'altro, che da ogni voto, come potrebbe essere quello amministrativo, un po' vincolato, un po' compresso per il numero dei candidati, però ci credevamo e quindi siamo abbastanza contenti. Secondo lei questo risultato delle europee si tradurrà o comunque sarà confermato adesso nello spoglio delle amministrative? No, perché ritengo di no, mi auguro di sì, però è perché erano troppi candidati a sindaco, troppi candidati a consigliere comunale, quindi il voto, ripeto, è compresso, è vincolato, non è libero. Ecco, invece il simbolo, soltanto il voto sul simbolo alle europee fa emergere che il cittadino calabrese, il cittadino di Rende è molto interessato e apprezzato la politica del nostro leader Salvini. Questo presidio quindi adesso da qui si riparte, insomma, anche per le regionali? Allora,
noi come Lega facciamo un passo alla volta, quindi adesso vediamo, verifichiamo anche le amministrative, comunque noi siamo presenti, rimarremo nel territorio, a prescindere quale sarà il risultato delle amministrative. Mi auguro che sia un risultato buono, perché noi avevamo un buon programma, un programma che molte volte forse non siamo riusciti ad intercettare i cittadini, per spiegarlo meglio. Questo qui forse ci rammarica, ma abbiamo avuto pochissimo tempo, 19 giorni per queste elezioni, però già vediamo il risultato. A noi è molto importante il risultato europeo. Direttore, se non hai domande da studio, noi salutiamo il candidato sindaco e magari ritorniamo quando i dati saranno, insomma, un po' ragioneremo sui dati veri. Bene, buon lavoro, grazie all'avvocato per averci ospitato nella sua segreteria. Andiamo adesso a Corigliano Rossano perché vedo in bassa frequenza Gianluca Pasqua con un ospite. Gianluca, mi pare sia il candidato Stasi, se riesco a vedere bene in bassa frequenza. Esattamente, direttore, siamo in Piazza Salotto, nella segreteria di Flavio Stasi, uno dei 3 candidati a sindaco per Corigliano Rossano. Poco fa chiedeva che ore sono e quando gli abbiamo detto che mancano 5 minuti alle 14 ha detto ci siamo, e ho visto un sorrisetto sul suo volto, perché l'attesa, se cresce per noi, figuriamoci per il candidato Stasi. Sì, è vero, ci siamo preparati a questo appuntamento, un appuntamento importante per la città oltre che per noi, per cui sia da cittadini che da candidati siamo in attesa di capire come sarà il primo governo della nuova città, un appuntamento importante, per cui è giusto essere in trepidante attesa, ritengo. Lei ha detto è mancato il confronto in questa campagna elettorale, è stata una bella campagna ma è mancato il confronto tra i candidati. Beh sì, perché sistematicamente non c'erano mai tutti e 3, sarà stata una casualità. La verità è che ho l'impressione che non si sia voluto avere un confronto, probabilmente perché si sono preferiti altri tipi di campagna elettorale. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale vecchio stampo, perché questo è il modo con il quale noi vogliamo fare campagna elettorale. Piazze, confronti, sempre aperti ai confronti in qualsiasi luogo. Non siamo riusciti a farli, ci dispiace, penso che sia un segnale negativo da questo punto di vista, anche il livello della campagna elettorale, alcuni toni sono stati onestamente, devo dire, imbarazzanti, però noi pensiamo alla nostra campagna elettorale che abbiamo fatto tra la nostra gente, abbiamo riempito praticamente tutte le piazze, per cui ci aspettiamo un bel risultato anche per questo, ma in ogni caso ciò di cui siamo molto soddisfatti è la partecipazione della gente. Siamo convinti che abbiamo tirato un po' di gente che non avrebbe votato, l'abbiamo tirata nelle urne ieri e questa è già una grande soddisfazione in un mezzogiorno molto disilluso, in un mezzogiorno di persone che ritengono che il voto sia diventato quasi un esercizio filosofico, invece non lo è una cosa molto importante. Soddisfatto quindi della partecipazione al voto, il 62%, 69% per le europee? Poteva andare meglio, però sono convinto che la nostra presenza ha fatto in modo che si limitassero i danni. Sono soddisfatto perché bene o male abbiamo mantenuto sia su Corigliano che su Rossano i livelli di partecipazione delle scorse amministrative e considerando il trend sistematicamente negativo, diciamo, che hanno questo genere di elezioni è già un bel passo avanti. Io sono convinto che questo è accaduto anche perché un po' di gente disillusa dalla politica tradizionale, dalle modalità tradizionali di impostare una campagna elettorale, quelle che sono diventate tradizionali, cinema, teatri, insomma, caffè, convention, che insomma, sono un po' quel tipo di politica moderna che però ha preso le distanze dalla città e dalla comunità. Siamo convinti che invece il nostro tipo di campagna elettorale ha permesso alla gente di andare a votare. Mi ha già detto che non crede dopo, Gianluca. Sì, non credo agli exit poll, soprattutto quando sono positivi. preferisco attendere i dati reali. Questa è un'elezione particolare in cui fare previsioni comunque, devo dire, è estremamente azzardato. Noi siamo comunque più che fiduciosi. Bene Gianluca, adesso sono le 14, grazie, ci sentiamo dopo, magari fateci vedere qualche seggio perché adesso sono le 14 in punto, quindi dovrebbero iniziare le operazioni Stasi di spoglio. Grazie al candidato Stasi. Massimo, una battuta, Fratelli d'Italia in Calabria, com'è andata? Va bene,
non mentono, nel senso che mi pare abbia quasi raddoppiato i voti, adesso il numero preciso non ce l'ho, quindi diciamo il giudizio è positivo, però vorrei aggiungere che anche Forza Italia non è andata male, insomma c'era questo derby interno al centrodestra, non è andata male ovviamente rispetto al dato nazionale, perché se a livello nazionale Forza Italia si attesta all'8,9, insomma non raggiunge il 10%, qua in Calabria mi pare che è sul 15%, quindi adesso bisogna vedere cosa succederà. Insomma, sentiamo come la pensa il deputato Vandaferro, la regia può mandarla in onda. Vandaferro come commenta l'esito del voto europeo in Calabria, in particolare con riferimento al risultato di Fratelli d'Italia? Beh, un risultato straordinario che è andato ben oltre le aspettative, quindi un grazie a tutti i calabresi che ci hanno votato, che hanno creduto in una sfida che parla ovviamente di problemi concreti, che vede una leader come Giorgia Meloni con quella grande capacità di saper ascoltare la gente, di poter interpretare quelle che dovranno essere le sfide che ci vedranno entrare in Europa attraverso un voto importante che ha portato, devo dire, a raddoppiare in termini di rispetto alle precedenti sulla media nazionale, ma ancor di più una Calabria che è la prima regione d'Italia nell'avere una percentuale a 2 cifre. Io ovviamente ancora più orgogliosa rispetto non soltanto al voto di ciascun candidato, dell'impegno di tutti i dirigenti, dei militanti di un partito che non gestisce né sottogoverni né enti locali, ma che ha avuto la capacità di mettere in campo le migliori energie, e soprattutto con un dato straordinario che vede la provincia di Catanzaro al 12 e qualcosa per cento, quindi con uno stacco quasi nullo e minimo rispetto a Forza Italia, ma anche come il collegio dove sono stata candidata, che è Vibo Valencia, che rappresenta in termini percentuali la prima città d'Italia. Auspichiamo che anche le amministrative nel pomeriggio ci diano i risultati che auspichiamo. Un grazie a tutti, un grazie agli uomini e alle donne che si sono saputi confrontare ad una campagna elettorale che guarda al futuro. Al futuro auspichiamo di un governo dove questo contratto e questo incesto possa venir meno, ma anche che guardi alle regioni con quella capacità di saper mettere in campo sempre i migliori dirigenti, sempre le migliori persone per poter cambiare insieme le cose. Cambia anche lo scenario del centrodestra. Cambia lo scenario perché gli unici 2 partiti che crescono sono Lega, certamente come forza trainante, ma con devo dire, una crescita importante che già si era dimostrata nelle precedenti amministrative e quindi nelle regionali che si sono da poco susseguite, di Fratelli d'Italia. Cambia quel centrodestra che sicuramente oggi viene addebitato ad una parte di Forza Italia che avrebbe guardato a Fratelli d'Italia. Io credo che la vera forza di Fratelli d'Italia sia stato quello di riportare a casa quel mondo di destra che per troppo tempo non aveva trovato una casa comune e che oggi invece si sente rappresentato da Giorgia Meloni, da Fratelli d'Italia, non soltanto in termini di persone ma soprattutto in termini di idee, di progetti e di programmi. Bene, grazie a Vandaferro, siamo riusciti a ripristinare il collegamento da Montalto nella segreteria del sindaco uscente Caracciolo. C'è Anna Franchino. Anna, adesso dovresti sentirmi bene e poi entrare in trasmissione. Anna, vai. Allora, siamo qui con l'avvocato Pietro Caracciolo, sindaco uscente di Montalto. Insomma, sono ore concitate perché fra poche ore, insomma, fra pochi minuti anzi, si inizierà lo spoglio e quindi inizieremo ad avere i primi dati. Però, avvocato, quali sono i sentori? Questa volta veramente non riesco a fare previsioni, perché c'è un dato particolare, il fatto che praticamente ho notato che ci sono circa 100 candidati in più rispetto a 5 anni fa, con lo stesso numero di votanti, quindi io immagino che ci sarà una grossissima dispersione di voti e oggettivamente non riesco a capire dove possano essere finiti questi voti. Noi siamo cautamente ottimisti perché penso che abbiamo fatto un buon lavoro, penso che abbiamo fatto anche una buona campagna elettorale, quindi mi auguro che poi dopo che potremo essere premiati dai cittadini di Montalto, ma vedremo, siamo in attesa. Che campagna elettorale è stata? È stata una campagna elettorale un po', io ne ho fatta qualcuno in vita mia, ma questa credo che sia stata la campagna elettorale un po' più aspra di quelle che ho fatto io. I toni si sono accesi moltissimo,
forse abbiamo esagerato un pochino tutti quanti, però poi alla fine ci stanno, sono cose, quelle campagne elettorali vanno fatte anche in questo modo, ma credo che l'abbiamo condotta in maniera molto, molto corretta e leale, soprattutto con i cittadini, quindi staremo a vedere. Chi ha deciso insomma di votarla comunque è nel segno della continuità, perché il lavoro svolto fino adesso insomma, può proseguire con altri 5 anni di governo. Sì, noi abbiamo, quello che ho detto sempre nei consigli comunali e nei comizi che ho fatto, abbiamo portato avanti una politica intanto di risanamento finanziario di un ente in dissesto, sostanzialmente tecnicamente in dissesto, e quindi vogliamo proseguire in questo, e ci siamo concentrati molto soprattutto sui servizi essenziali che erano, a nostro modo di vedere, erano fortemente carenti. Abbiamo avuto degli ottimi risultati senza trascurare opere pubbliche, welfare e tutto il resto, quindi credo che più di questo oggettivamente non potevamo fare, né da un punto di vista amministrativo né sotto il profilo appunto della campagna elettorale. Credo che più di questo non si potesse fare. Ora chiaramente poi in democrazia comandano i cittadini, poi bisogna rispettare la volontà dei cittadini, ma sono convinto che indipendentemente poi da come andranno, indipendentemente da come è stata condotta la campagna elettorale, indipendentemente da come andranno le elezioni, io sono convinto che poi ci sarà molta voglia da parte di tutti i candidati a sindaco, che siederanno tutti comunque in consiglio comunale sotto vesti diverse. Credo che ci sarà questa voglia di voler superare un po' tutto quello che c'è stato e di voler collaborare nell'interesse solo del territorio di Montalto e della città di Montalto Fugo. Io vi restituisco la linea e torneremo poi più in là a parlare con l'avvocato Caraccio. Sì, Anna, io volevo fare... Vabbè, dobbiamo andare avanti adesso perché velocissimi, ci chiede la linea da Vibo c'è Bonanno, Maurizio Bonanno, vediamo se riusciamo immediatamente a fare il collegamento. Maurizio, ti vedo ancora bello, fresco, pimpante. E vediamo se mi sentite pure. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, sappi che abbiamo tante ore, quindi devi stare... Allora, è scattata l'ora fatidica. A questo punto i seggi nella città di Vibo Valentia stanno aprendo le loro urne. Noi siamo ancora qui al Palazzo Municipale perché abbiamo vissuto e in presa diretta questo momento fatidico con la macchina amministrativa che si sta muovendo. È un aspetto logistico importante e significativo, e vi spiego anche il perché. Sono 36 i seggi distribuiti nel territorio comunale di Vibo Valentia, ma c'è stato un aspetto organizzativo particolarmente delicato che si è sviluppato soprattutto nella giornata di sabato. Dovete pensare che a un certo punto i 36 seggi hanno vissuto un momento di difficoltà precisa. Maurizio, non ti sento più. Maurizio, fermati un attimo perché non ti sentiamo. Il sabato pomeriggio per arrivare la fase di completamento di quello che doveva essere, definiamolo, l'organico dei diversi seggi elettorali che sono distribuiti nel territorio comunale. Questi aspetti logistici sono importanti dal punto di vista organizzativo, potete ben comprendere, non solo perché c'era questa necessità di coprire gli organici, ma anche perché poi la lettura del voto è importante. Questa notte i nuovi scrutatori e i presidenti hanno fatto una sorta di vero e proprio rodaggio attraverso la lettura delle schede europee, e ora si apprestano alla lettura delle comunali, che è ben più delicata. Ricordiamo che un aspetto importante è quello del voto disgiunto che c'è a Vibo Valentia, così come in tutti i comuni che hanno un numero di abitanti superiori, e l'eventuale ballottaggio è previsto. Il voto disgiunto, il voto di lista, il voto del candidato al sindaco, il voto dei consiglieri crea una complessità che la macchina amministrativa del comune di Vibo Valentia ha cercato di oliare ben bene, e ora è partito con lo scattare delle 14 il momento fatidico, con l'inizio dello spoglio vero e proprio, che proveremo a seguire anche andando in qualche seggio e comprendere quello che sta accadendo. Maurizio, grazie. Geri, voglio farti una domanda prima di tornare a collegarci con Anna Franchino, che si trova a Montalto, ha lasciato il candidato sindaco uscente ed è andato alla segreteria dello sfidante Gravina. Adesso, appena c'è la possibilità di averlo in collegamento, Luca mi farà vedere in bassa frequenza l'immagine. Anche questa è un'esperienza per te, no? Partecipare in diretta a una trasmissione che va a costruirsi piano piano,
facendo, come dire, forza sui numeri, sulle parole, sulle aspettative, sulle ansie, sulle tensioni, no? Tutto questo è politica. Sì, questo è anche è fondamentale, perché questo è raccontare la politica ai cittadini, anche meccanismi magari che non sono chiari, anche raccontare così le sfaccettature. Questo insomma, è giornalismo fatto bene, questo è importante perché purtroppo forse una delle componenti diciamo così, più rivoluzionarie di questi ultimi anni è proprio il fatto che le persone hanno perso l'intermediazione tra sé e la politica, quindi accedono magari direttamente a un profilo social di un politico e prendono un messaggio in modo diretto, senza filtri, senza l'intermediazione del giornalismo, per esempio. E purtroppo soprattutto, diciamo così, i comunicatori che sanno utilizzare bene le strategie di marketing riescono a incidere come incide, diciamo, una pubblicità magari su internet che ti fa comprare un prodotto che non avevi intenzione di comprare. A me sembra che è diventato un prodotto. Purtroppo sì, ma anche la strategia dei clienti. Anche la strategia di marketing per vendere delle idee o vendere purtroppo degli slogan, perché le idee non le propone più nessuno, esatto. Allora secondo me qui il ruolo del giornalismo va rilanciato, quindi anche il racconto, anche l'analisi. Questo è un discorso che ci porterebbe lontano, perché dobbiamo ripensare anche al nostro ruolo, alla professione, alla certificazione della notizia. Ma è fondamentale. Perché tutto quello che passa nel web, secondo alcune statistiche, l'80-90% è tutta roba finalizzata a raggiungere un obiettivo, e quindi qui ci mescolano di tutto, il vero e il falso. A me la gente non sa più cosa è realmente accaduto e cosa invece è immaginato ed è costruito artatamente. I nomi degli eletti abbiamo, Francesco. Sì, esattamente, perlomeno ovviamente al momento ancora ufficiosi, perché vanno fatti i conteggi, riconteggi, poi ci sarà qualche ricorso. Sì, vedo allora Anna un attimo in bassa frequenza, tra un attimo ci colleghiamo. Vai. Allora sì, dunque al Movimento 5 Stelle saranno attribuiti dunque 6 seggi, come dicevamo, la capolista Chiara Gemma, che ha avuto il massimo naturalmente delle preferenze, poi Laura Ferrara, Pier Nicola Pedicina, Rosa D'Amato, Isabella Dinolfo e Mario Furore dovrebbero essere gli altri eletti. 5 per la Lega e dovrebbero essere Matteo Salvini, Massimo Casanova, Andrea Caroppo, Lucia Vuolo e Valentino Grento. Non abbiamo ben capito se sono 4 più uno eventuale che possa scattare quando poi rinunceranno gli inglesi a 3 seggi, quindi ancora questa cosa va chiarita. Sono 3 i seggi per il PD, circoscrizione centro-sud, Franco Roberti il capolista, Giosi Ferrandino, Andrea Cozzolino, e in quarta posizione c'è la Picerno. Quindi potrebbe entrare lei, quindi come ulteriore quarto ingresso. Per Forza Italia risultano eletti Berlusconi e Aldo Patriciello, ma Berlusconi potrebbe rinunciare, quindi entrerebbe Fulvio Martuscello. Stessa cosa si dice per Fratelli d'Italia, l'unica eletta è Giorgia Meloni, ma al suo posto potrebbe arrivare Raffaele Fitto. Questo è Raffaele Fitto, questa è l'operazione. Vedo Anna, allora nella segreteria dell'altro candidato a sindaco di Montalto, Gravina. No, lo vedo, si sono spostati perché all'interno della segreteria evidentemente non c'era il ritorno audio-video, quindi spazio aperto, cielo bellissimo. Anna, a te la linea. Riprendiamo la linea da Montalto, siamo proprio qui nel cuore del paese, abbiamo trovato l'avvocato Gravina. A lei, avvocato, insomma, ritorna a presentarsi come candidato a sindaco per questa città. Il suo slogan è stato "Torniamo a crescere", perché secondo lei in questi anni non è cresciuta Montalto? Beh, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Montalto è rimasto indietro rispetto a 5 anni fa su tutti i campi. Non si è svolto un programma di realizzazione di opere pubbliche, è stato smantellato il Leoncavallo, il festival, il concorso lirico, non siamo più nei tavoli che contano, siamo visti passare sopra la testa numerosi finanziamenti anche europei. E insomma, secondo me c'è stato uno scarso attivismo da parte dell'amministrazione uscente.
Secondo lei ha qualche sentore di quello che potrebbe essere il risultato? Ma come in tutte le vigilie c'è molta incertezza, aspettiamo i primi dati, poi sapremo essere più chiari, più precisi. Che campagna elettorale è stata? Una campagna elettorale in cui noi abbiamo cercato di svolgere di spiegare agli elettori il nostro programma. Dall'altra parte, per la verità, non c'è stata nessuna narrazione né dei 5 anni che ci lasciamo alle spalle, né che cosa vorrebbero fare nei prossimi 5 anni in caso di vittoria. Ricominciamo, anche questo è uno dei suoi slogan, perché insomma, secondo lei Montalto deve riprendere il cammino interrotto qualche tempo fa? Montalto ha un territorio eccezionale, ha delle potenzialità eccezionali, dobbiamo sprigionare queste potenzialità e cercare di arrivare lì dove eravamo, insomma, ecco, su tutti i campi, servizi sociali, sport, tempo libero, spettacoli, cultura, opere pubbliche e poi avere un ruolo preciso in questa media Valle del Crati, in questo Interland cosentino che ci ha visto protagonisti in passato. Vi restituiamo la linea, ritorneremo con l'avvocato Gravina appena avremo dei dati più certi. Volevo fare Grazie. una domanda, Anna, volevo fare una domanda, no, non è possibile perché dobbiamo andare veloci, va bene. Allora, fatto questo, Massimo, quello che abbiamo sentito, quello che diceva Vandaferro, ti convince? Sì, mi convince, Vandaferro non fa che riproporre quello che sta dicendo la Meloni a livello nazionale, cioè di andare a fare un governo in Italia autenticamente di destra, quindi attraverso questo accordo fra Lega e Fratelli d'Italia, dove Forza Italia avrebbe un ruolo marginale. Lo dice, diciamo, dall'alto dei numeri, soprattutto di Salvini, che devo dire che è di Fratelli d'Italia, e non so se questo schema, quando e se avverrà. Tutto dipende ovviamente dalla durata di questo governo. Come dicevamo prima, Salvini adesso darà le carte, bisogna vedere quale sarà la reazione dei 5 Stelle, che almeno fino a ieri notte erano stati in silenzio, non so cosa hanno commentato adesso perché sono negli studi, però chiaramente Salvini metterà sul piatto una serie di provvedimenti da attuare subito, provvedimenti, lo dico per inciso, rispetto ai quali i 5 Stelle fino adesso hanno dato il loro no. Se questo tira e molla porterà a spezzare il filo, non lo sappiamo. Devo fare una previsione, io penso che alla fine sarà proprio così e magari corriamo il rischio di andare a votare insieme per regionali e politiche e ci togliamo il pensiero. Non è escluso. Così ci togliamo il pensiero. Gedi, tu che farai? Continuerai la tua avventura politica, continuerai a rimanere in Calabria, continuerà la tua attenzione rivolta in questa parte del paese o no? Sicuramente la mia attenzione rivolta in questa parte del paese non può che continuare, perché è una scelta, perché è un impegno, perché è un sentimento. Quindi io sono candidata al sud proprio perché ho scelto il sud, ho scelto soprattutto la Calabria a partire dai paesi Arbresh e poi tutti gli altri comuni, persone, comunità con le quali ho lavorato e continuerò a lavorare e questo è, come vi avevo raccontato anche quando sono venuta qui la prima volta, mi sono presentata da indipendente e mi sono presentata perché credevo e credo che fosse una battaglia da fare, cruciale, importante e bisognava portare una testimonianza sia di sé sia di valori, di idee e questo è, quindi questo sicuramente continua. Grazie, vedo Gianluca, dove sei Gianluca? All'interno di un seggio elettorale dove è iniziato forse lo spoglio? Siamo a Corigliano, dove? Esattamente, siamo a Corigliano, all'interno dell'istituto Thieri, siamo di fronte alla sezione 22, una delle più corpose di questo istituto, ci sono 1022, se non sbaglio, 1062 elettori iscritti e siamo con il presidente di sezione Giambattista Librandi che sta per iniziare, aspettavamo proprio questo per dare il via. Ci ha raccontato della giornata di ieri abbastanza tranquilla, adesso grande attesa per questi risultati.
Beh, è stata una giornata abbastanza impegnativa. Ieri abbiamo iniziato molto presto al mattino e abbiamo finito in tarda notte, però è stata una giornata movimentata, molte persone sono accorse ai seggi e hanno dato la loro preferenza. E oggi sarà una giornata ancora più impegnativa, dove le persone accorreranno tantissime a vedere lo scrutinio, ma con la massima calma, trasparenza andremo avanti e andremo a vedere chi sarà il nuovo sindaco di questa nuova città unica. Ecco, ieri mi diceva, delle elezioni europee molti hanno scelto il simbolo, non andando a dare l'indicazione e non approfittando anche della possibilità di votare per 3 soggetti alternando i sessi. Sì, c'era questa possibilità che l'elettore aveva di dare la preferenza anche ai rappresentanti delle liste, ma ho riscontrato una grande preferenza solo ed esclusivamente ai partiti, a parte magari delle preferenze per quanto riguarda la Lega Salvini proprio a Salvini e per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle alla Ferrara. E poi niente, abbiamo avuto anche più o meno 750 schede ed è stato lo scrutinio abbastanza veloce ma molto riscontrante, che qua in Calabria diciamo si va per il Movimento 5 Stelle e per la Lega Salvini. Ecco, mi diceva anche che tutto si è svolto regolarmente, nel suo caso ci sono più elettori per quanto riguarda le comunali che non per le europee? Sì, ho giusto qualche scheda in più per quanto riguarda le comunali rispetto alle europee, uno scarto di poche tessere, pochi elettori. Quindi avrò un po' più di difficoltà oggi rispetto a ieri, ma non penso che sia così difficoltoso. Buon lavoro allora al Presidente della sezione 22 Librandi, che va ad iniziare a estrarre le schede dalle urne. Bene, grazie a Gianluca. Noi allora proseguiamo così adesso. C'è la pausa pubblicitaria, poi c'è il nostro telegiornale e poi ritorneremo con la non stop elettorale. Intanto ringrazio Geri Ballo, grazie per essere stata con noi. Ti auguro tanta fortuna e che tu possa continuare a svolgere la tua attività politica lì nell'area dove hai puntato l'attenzione, cioè in quest'area di etnia Arbresh, perché è lì che senti proprio il richiamo del sangue, della tradizione, della cultura, essendo tu origine albanese, dell'Albania, quindi sì. Hai alle spalle, come dire, esperienze che forse ancora sono ben presenti nella tua mente di terrore, legato a ciò che ha vissuto questo paese. Però sei qui, comincia una nuova stagione, una nuova vita, un nuovo impegno, esatto. Quindi ci incontreremo. Sì, io comincerò appunto ad andare a trovare tutte le comunità, le persone con le quali mi sono impegnata, che sarei ritornata dopo le elezioni, o le quali mi hanno appoggiata e non sono riuscita a passare a salutarle, per cui lo farò nei prossimi giorni, quindi sono sicura che insomma, ci rincontreremo e grazie. Grazie, allora vi lascio al nostro telegiornale, torneremo tra un attimo perché lo spoglio sta per iniziare, siamo collegati, avete sentito il nostro Gianluca Conegliano Rossano, tra poco inizia, la linea va al telegiornale, va Isabella Roccamo e noi ci vediamo tra poco. Arrivederci.